Comincia il pomeriggio radiofonico di Studio 90 Italia. In realtà già che è cominciato. Già è che è cominciato. Però sono le 18. Ci sono Carlo e Alberto in diretta dove andranno a finire i palloncini. Saluto subito il mio compagno di viaggio. Ciao Carlo. Eccoci qua, come stiamo? Bene, grazie. Anche è arrivato il weekend. È arrivato il weekend. Ma ancora ecco il venerdì. Sì, per me è weekend. Cioè il pomeriggio del venerdì è weekend. Ma comincia il sabato mattina? No, il weekend finisce quando venerdì esci da lavoro. Ok. No, inizia quando venerdì finisci. Quindi lavoro. per noi il weekend inizia alle 19. 18, perché noi questo non è lavoro, Carlo, smettila, dai. Cioè tu dici certe cose, io dico altre. È vero, è una cosa bella quella che facciamo. Ci pagano per divertirci. Ci pagano per divertirci, ma soprattutto, come potete vedere su studio90italia.it, come si sapete ormai, certo, siamo in diretta e io ho messo la maglia. La maglia aziendale. La maglia aziendale che con avete. Il logo studio90italia.it. Non c'è scritto .it, no? No, ora gli ho scritto. .it, così la gente che ti dice dove ti posso seguire? Tu gli fai così. Comunque potete interagire con noi al 380 19 33 500. Noi facciamo una cosa. Dai, partiamo col botto. Perciò abbiamo una bella canzone di quelle cariche, di quelle. Cosa abbiamo in scaletta? Fabri Fibra. Mamma mia. Ring. Ti giuro, non la conosco. Perché non l'hai sentita. Ma quando parte. E quindi questa era Ring di Fabri Fibra, no? Ti è piaciuta? È un po' aggressiva. Aggressiva. No, scherzi a parte, io insomma l'avete capito, è Alberto quello un po' più giovane. Stavo per dire rap hip-hoparo, però rap hip-hoparo, tutta una parola, rap hip-hoparo. È un hashtag, è un trend topic, come dove andranno a finire i palloncini. Noi siamo qui a tenervi compagnia e come sapete alle 18 e giù di lì siamo qui a tenervi compagnia. Ma in che modo? Rassegnati con la stampa. Con cosa ci rassegniamo oggi? Ti piace fare shopping? Sì, tanto. Era tu hai una dolce metà da accompagnare in giro? Sì, tanto. O sì, tante. Sì, tante. Salutiamo tutte le dolci metà di Alberto. Metà una, cioè tu sei uno, la metà è una. No, perché come in un film di Aldo, Giovanni e Giacomo devi trovare la tua metà. Quindi mezza mela, mezza pera, mezza noce, mezza arancino. Che per me però è mezza arancina, perché io sono sempre quella. Perché chi non lo sapesse, o chi magari si fosse collegato soltanto adesso, c'è un rapporto dicotomico fra me e Carlo. Addirittura. Sì, perché come avete potuto capire anche dalla sua parlantina, lui è un palermitano e io un catanese. Io vengo dal gelido nord. Tu vieni dalla capitale, come ti piace. Dalla capitale, dico. Ma questo perché? Perché Studio 90 Italia ci abbraccia tutti. Ci abbraccia perché ci abbraccia e ci fa parlare con il resto della Sicilia e non solo. Calabria, Campania, Puglia, Mondo, Universi. Danimarca, Svezia, Groenlandia, tutti. Quindi mi vuoi portare a fare shopping? No, in realtà qual è il punto? Molte volte le ragazze, le donne, le signore, tutto il genere femminile. Ma le ragazze? Ma è vero, di questi tempi ci fanno perdere i sensi perché prendono la dolce metà. Sì. Andiamo a fare shopping, accompagnami. E lei compra tutto e tu stai lì sei il portaborse. Il Regiboost. Bravo, sei il Regiboost. In Cina hanno detto basta. A questo maltrattamento. Stop! No al maltrattamento. Lanciamo una campagna. No agli acquisti selvaggi e gli uomini inermi. Noi vi accompagniamo, per carità, ma comprate una, due cose, basta. Anche perché, guarda, adesso sembra una stupidaggine, ma invece è una cosa seria. Allora, c'è una ricerca inglese che ha mostrato che l'uomo medio riesce a sopportare un massimo di 26 minuti di acquisti. L'80% di loro detesta fare shopping con la compagna, il 45% ammette di fare di tutto pur di evitarlo. Io ci rientro in questa categoria. Ma 26 minuti compreso. No, 26 minuti tu dici basta. Ma compreso il giro che ti fai da Footlogger, dall'Adidas. Tutto, ma che sono i negozi che interessano a te? Allora, qual è la notizia? La notizia è che un centro commerciale in Cina, anche perché insomma tempo fa, non so se ti ricordi, c'è stata la notizia di un ragazzo che ha accompagnato la sua ragazza a fare shopping. Sì. Questa ragazza qui si è persa nello shopping, ha cominciato a comprare. Vi giuro, è un fatto vero, lui non ce l'ha fatta più e sto tizio si è suicidato. Dopo ore e ore di shopping non ce l'ha fatta più, si è suicidato. Davvero, non sto scherzando. Vero? Sì, ti ho visto scioccato. Sì, è successo davvero. Ho paura che succeda anche a me. Niente, un centro commerciale cinese cosa ha fatto? Il nido per mariti. Cioè aspetta, l'hai presente la nursery dove lasci i bambini? Sì, è uguale, però con i mariti, cioè puoi lasciare i mariti. C'è il divano, il wifi, la televisione, il marito sta là. Perfetto. Quanto vuoi stare? Un'ora a fare show? Vai, 2 ore, 3, fai tu. Se montassero anche qualche PlayStation sarebbe perfetto. Wifi, televisione e divano. Hanno quest'area e birre.
Perché le birre, caffè, so. Birra in Cina, non lo so. Birra in Cina, non lo so, magari. E quindi niente, si sono messi lì, hanno creato il nido per mariti. È messo lì, il marito fa quello che vuole. Ti vengo a riprendere? Mi raccomando. Ti ho lasciato qua, ti voglio ritrovare qua. Capito? Spettacolare, c'è un'idea. Io ci andrei. Rivoluzionaria. E noi vogliamo rivoluzionarci ancora, perché Rassegnati con la Stampa ne ha ancora tante. Quindi noi, siccome vi vogliamo fare un attimo rilassare, andiamo in musica e ritorniamo subito dopo con un'altra mazzata potentissima. Dove andranno a finire i palloncini? 380 19 33 500 oppure studio90italia.it. Allora, i più attenti avranno notato che mentre si parlava del centro commerciale prima e del nido per adulti, io ho detto c'è il wifi, il divano, le tv e tutto, Alberto ha detto è birra. Tac. Perché? Perché, sapete, mi serviva così l'aggancio. Mi serviva l'aggancio perché, come avete potuto capire, abbiamo parlato di birra la scorsa settimana, ne abbiamo parlato in qualche altra occasione. È arrivato quell'annuncio che non ci aspettavamo. Ha annunciata la birra che non dà postumi. Perché? Perché il birrificio olandese De Prel, sarà sicuramente questa la pronuncia perché io da olandese da piccolo, ha annunciato una birra che, se veramente mantiene questa come promessa, non una promessa, no, che non ti faccia da sbaglio, prendiamola come una promessa. Sembrerebbe rivoluzionaria. Infatti non dovrebbe causare nessun postumo negativo e il giorno dopo, anziché mal di testa e pesantezza, vi lascia freschi e lucidi. Ora esce che è una birra che ti fa bene, no? Thomas Jesink, il proprietario del birrificio, ha spiegato che aveva ricevuto numerose richieste per creare questa birra che consentisse di andare lucidi al lavoro. Cioè tu, prima, come abbiamo detto sempre, prima di venire in radio ci sono 18 casce di birra che ci portiamo. Tutte quelle che ci mandano, tra l'altro. No, non vi fermate, continuate a mandare. Ma scusa, la birra analcolica, cioè non è che è niente di nuovo. Sì, ma il risultato è differente, nel senso che viene alterato il sapore. Infatti uno dei problemi più grossi che ha riscontrato questo birrificio olandese era appunto la giusta miscelazione degli ingredienti. L'esatta ricetta della birra realizzata, questa Pils, che è la tipologia, è mantenuta segreta, ma la difficoltà maggiore appunto è nel dosaggio degli ingredienti per mantenere il gusto della birra inalterato, perché stiamo parlando di birre artigianali, magari chi le beve conosce che ha un sapore molto differente. Jesink garantisce che la birra funziona perfettamente a condizione che comunque sia consumata entro certi limiti, cioè se te ne bevi 4 boccali non ti lamentare. Forse un po' di problema. Un po'. Va detto che tutti non sono convinti di questa idea rivoluzionaria, però sapete, stiamo parlando di birra, magari quei poveri mariti che sono nel centro commerciale ne vogliono bere una, però sai, la macchina, il devo guidare. E quindi una birra leggera, ti tiene fresco, lucido, vai al lavoro. Feti di alcol. Feti di alcol no, perché altrimenti non lo so. Comunque i postumi della sbronza basta più alt ai postumi della sbronza. Ho capito, però come fa il bar di Amsterdam di cui abbiamo parlato la volta scorsa? Ma infatti ci sono problemi secondo me in quella città. Ci sono troppe realtà. Ci sono troppe realtà che troppe città in una stessa città. Troppe città in una stessa città. Madonna mia, ti giuro, vorrei dire qualcosa di più, ma non ce la faccio. Quindi Carlo è uscito anche dell'inquadratura. Noi andiamo in musica e ritorniamo subito dopo, perché la settimana sta per finire. Cioè siamo venerdì. Anche la settimana. Ma anche la settimana enigmistica volge al termine. Dove andranno a finire i palloncini? Ecco, adesso è finito il blocco 1, chiamiamolo così. Rassegnati con la Stampa. Comincia il blocco 2, che è quello un po' più... Rassegnati con la vita. Rassegnati con noi. Con noi, che è quello un po' più movimentato, se vogliamo. Quello in cui emerge quello che siamo. Cioè, nel senso che le notizie sono quelle, punto e basta. Qua invece c'è del nostro. Cioè, nel senso, noi leggiamo delle definizioni e cerchiamo di risolverle insieme. Di che stiamo parlando? L'abbiamo detto prima, il cruciverba settimanale. E Carlo sa bene che io voglio condividere questa passione con voi e con, naturalmente, il mio compagno di viaggio. Quindi Carlo, per accenderli bisogna fregarli. Per accenderli bisogna fregarli. I fiammiferi, perché li freghi contro la Minerva e si accendono. Le radio, per accendere devi fregare. Dai, puoi anche accendere lasciando la macchina del rispettivo proprietario. Si schiaccia in poltrona. Allora, io lo so che non è sonnellino, pisolino, lo so che c'è qualcosa su magari il tuo cane si chiama Pisolino. Chihuahua comunque. Perché è messo lì sulla poltrona e quindi via. Che bello. Vabbè, comunque. Allora, questa ti giuro, non mi fare male. Va bene. Tenere in serbo. Non lo so come si dice tenere in serbo. Madonna!
quella l'avete sentito. Come si dice tenere in serbo? Non lo so, proprio c'è scritto: noi non sappiamo nemmeno l'inglese, figuriamoci se so il serbo. Questa la sapevo. Ho scritto così. Non lo so, Carlo. Cioè, tu ti rendi conto del livello che stiamo raggiungendo? Ormai c'è una sintonia. Io potrei scrivere quello che voglio, perché tanto ci sei tu che le indovini. La cosa che mi fa paura è questa: che io la prima la manco, la seconda pure già, la terza. Quante ne diciamo? Circa 4 a puntata. Sì. Tu sino adesso 3 le hai indovinate. Tenere in serbo però è bello. Ti è piaciuta? Sì. Questa poi la utilizziamo. Non è Motorins della volta scorsa, che è quella, ragazzi. Ciao in inglese. Ciao in inglese, Motorins. Facile. Questa, poi ce ne andiamo un attimino, andiamo in musica. Si alza durante le discussioni. Il tono. Il crick. Il crick tu lo usi come. Ma perché tu dovresti avere un crick sempre a portata di mano? Scusa. Perché tu mi vuoi dire che non hai un crick nel tuo zaino, no? Soltanto. No, mi manca. Non lo so. E basta. Purtroppo questa settimana è enigmistica. Ecco, finisce qui. Lunedì la ricompri, no? Lunedì la ricompro e do il meglio di me. Perché lunedì, cioè, poi spacca. Cioè, lunedì tu sei carico, pronto a affrontare una nuova settimana. Tutto l'opposto di solito, però. Non lo so, infatti era tipo. Quindi capisci che il lunedì sono bruttissime. Arrivi al venerdì che ci sono queste qua, tenere in serbo. Tenere in serbo, le bombe. Le bombe. Va bene. Noi che facciamo? Andiamo in musica, ritorniamo subito dopo perché Carlo ha fatto il suo solito giretto per il mondo e ci ha portato tante care cose, tante belle cose, e vi assicuro che non sono cose da mangiare. Volete interagire con noi? Potete farlo sempre al 380 19 33 500, studio90italia.it per vedere noi, vi mandiamo i cuoricini. Volete vedere la nostra maglietta aziendale? Noi andiamo in musica e ritorniamo subito dopo. Dove andranno a finire i palloncini? Siamo sempre noi, Carlo e Alberto, vi faremo compagnia fino alle 19 ora. È arrivato quel momento. Ma prima c'è Michela che ci scrive da. È arrivato adesso, vai. Sì, c'è Michela che ci sta scrivendo da Siracusa dicendo lei. Inizierò a comprare anche io la settimana enigmistica. Ecco. E io qua volevo arrivare. Signora settimana enigmistica, vede che già l'abbiamo fatto fare un cliente in più? Per noi non c'è nulla, signora settimana enigmistica? Allora io chiedo però a Michela, che sicuramente adesso risponderà, ma lo fai come lo faccio io? Cioè che scrivi le definizioni accanto? No, Michela, no? fallo bene. Almeno tu. Bene, ma Carlo ha fatto il suo giretto. È arrivato quel momento lì della puntata in cui vi faccio un po' vedere quello che accade in giro per il mondo, no? No. Cioè, la risposta era già nella domanda. Allora, Stati Uniti, al solito, ci sono sempre. Per oggi partiamo dall'Australia. Mm-hmm. Sai cosa Stai già ridendo, quindi è una. Ma perché di un'idiozia unica? Cosa. In Australia ti si fulmina la lampadina. Sì. Ok, che fai? La cambio. Non in Australia. Perché in Australia solo gli elettricisti qualificati sono autorizzati a cambiare una lampadina. Ma saranno delle lampadine particolari? Queste qua. Ti si fulmina e la cambi. No, devi chiamare l'elettricista, lui viene. Lo sai perché? Questa è economia. Cioè, perché tu lo chiami, tu gli dai dei soldi, i soldi girano nel sistema. Ho capito, ma è come se dici: no, la cucina di casa tua non puoi spazzare, devi chiamare un'impresa di pulizia. Ma che tu non puoi cucinare nella tua cucina, devi chiamare uno chef. Esatto. No, magari penso che sia perché l'elettricista qualificato conosce tutti i rischi del mestiere. Tu cambiare una lampadina può essere. Ma sai quanti? Non lo dico io. Lampadina. Nell'Indiana, quindi torniamo negli Stati Uniti. Nell'Indiana? Sì, i negozi che vendono liquori non possono vendere anche latte. Questa io non la capisco. Perché poi la licenza ti permette di somministrare alcolici, ma non analcolici. Ma non latte. È una licenza a parte. Cioè tu lo vedi che cerco di difendere comunque il mondo, vero? Difendi questa è indifendibile. Allora, questa va contro la logica. Ti sei anche spostato per guardarmi, sì. Per dirlo. Dimmi. Nel Maine è vietato categoricamente, tassativamente, la legge dice no, è vietato scendere da un aereo in volo. Io qua va contro ogni tipo di logica, Bloccati, Alberto. No, stavo cercando qualcosa nella mia testa che potesse. Che vuol dire scendere da un aereo in volo? Non lo so, ma nel senso non puoi fare paracadutismo magari. No, scendere da un aereo in volo. Vabbè, sto scendendo. L'aereo è in fase di decollo, Io ho sbagliato volo, spero non è questo, sto scendendo un attimo. Che vuol dire scendere da un aereo in volo? A parte tutto. Ma scusa, solo nel Maine, però, capisci? Qua a Fontana Rossa c'è che ne scendono. Ma ti posso chiedere una cosa? Siccome l'altra volta, se non sbaglio, mercoledì tu hai detto che te l'hanno mandato dal consolato americano. Sì. Ma perché non invitiamo un console americano? Signor console. A dire, ma chi fa di sti cosi? Signor Trump. So che lei ci ascolta sempre, ogni lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 6 alle 7. Signor Trump,
Perché? Ma se si trova a passare qui da Catania, da via Siena, ma perché non viene a fare un... Da quello che ho capito deve venire proprio qui, perché gli ho mandato un messaggio prima qui a Studio 90 Italia al 380 19 tramite il nostro WhatsApp line. Tramite il nostro WhatsApp line. Ti è scappata la lingua. No, WhatsApp line. Sì. 380 19 33 500 e gli ho detto: signor Trump, per favore può venire che parliamo? E lui: sì, un attimo. Sì, certo, amico americano. Bene, io andrei un attimo in musica perché, e con che cosa soprattutto? E tu lo sai. Con Safari. Dentro la mia testa Sì, continua. ci sono più bestie che nella foresta. Ok, io bestie ne sto vedendo in questo momento 2. Giovanotti, Safari. Allora, purtroppo questa puntata di Dove andranno a finire i palloncini finisce qui. Ma quante bestie ci sono nella foresta? Ecco, c'era nato un attimo un piccolo dubbio. Non siamo riusciti a controllare, perché poi un po' ci siamo scordati, ci siamo fatti gli affari nostri. Parlavamo con Carmelo, che è sempre il nostro. Noi ogni volta non lo salutiamo mai. Perché? Salutiamo Ma ciao, se Carmelo. lo saluti sempre, sempre. Ho capito, però no, ma ci sono più bestie che nella foresta o più belve? Ma bestie, belve. No, Siamo sempre animali noi, sono. sempre noi siamo. Fatecelo sapere al 380 19 33 500. Se definirci bestie o belve, insomma, fatecelo sapere su studio90italia.it. Guardateci. E Come dite la detto vostra. prima, Sì. come detto prima, è arrivato il weekend. E quindi? Anche per noi. E quindi? 18-19, sono le 19, ce ne possiamo andare anche Alle noi. 19.01 inizia il weekend. Inizia il weekend, quindi noi andiamo a bere birre che non creano postumi, Quelle svedesi patatine costosissime da 50 euro. e altro. E andiamo a fare shopping. Là Va dentro. bene, ok. Vi abbiamo un po' Hai fatto... smontato il mixer, cos'è questo? No, non lo so, mi è volato tipo un pezzo di Vabbè. film. Vi abbiamo un po' raccontato quello che è successo questa settimana. Noi continueremo a farlo perché Certo. Dove andranno a finire i palloncini continua e continuerà sempre. I palloncini vanno, una volta che li lasci vanno. Noi ci vediamo quindi lunedì alle 18 sempre, no? dalle 18 alle 19. Cosa ci rimane da dire se fare un grandissimo saluto a chi ci ascolta? Ciao a tutti.